Chieste le dimissioni dei vertici dell'ASP di Agrigento, interrogazione parlamentare del PD e intervento dell'Ordine dei Medici. Si terrà ad Agrigento dal 27 agosto al 3 settembre. Ricco il cartellone per l'estate presentato oggi. La piccola Mia Arnone trascina i tifosi interisti in una serata tutta da ricordare. I consigli del Ministero della Salute affidati a Carlo Conti. Akragas con le ultime novità. Buongiorno da TVA Notizie. Sanità agrigentina in ginocchio, adesso si fa sul serio e si punta il dito sui vertici dell'ASP. Interrogazione parlamentare e nota dell'Ordine dei Medici di Agrigento. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Sulle dimissioni del dottore Vaccaro, il primario del pronto soccorso di Agrigento, dopo l'intervento del parlamentare di 5 Stelle Ida Carmina, ora è la volta del parlamentare agrigentino Giovanna Iacono del Partito Democratico, che afferma come è stata presentata un'interrogazione al Ministero della Salute. Un fatto, spiega Iacono, che mette in evidenza ulteriormente e drammaticamente la grave crisi che interessa il servizio sanitario pubblico e del territorio agrigentino della Sicilia e più in generale. Tra i problemi più evidenti, afferma il parlamentare Iacono, c'è ovviamente la carenza di personale, con una differenza significativa tra i numeri previsti nelle piante organiche e il dato dei lavoratori in servizio. Solo un esempio: nell'ambito degli ospedali di Agrigento, Sciacca, Licata, Canicattì e Ribera, su 63 medici dell'area di emergenza e di urgenza previsti, ne risultano in servizio circa la metà. Tali carenze, continua il parlamentare Iacono, si registrano in tutti i reparti e determinano una situazione difficile per operatori e pazienti anche nell'ambito della medicina di base, delle guardie mediche e nelle commissioni per accertare le invalidità civili. Nella mia interrogazione ho chiesto di sapere se il Ministro è a conoscenza di quanto sta accadendo e quali sono le iniziative che si intendono attivare per quanto di propria competenza per provvedere a potenziare gli organici in servizio presso gli ospedali del territorio agrigentino e di tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Sulla vicenda del dottore Vaccaro interviene anche l'Ordine dei Medici di Agrigento, affermando come le dimissioni del primario del pronto soccorso del San Giovanni di Dio riaccendono i riflettori sul problema della carenza dei medici, che interessa non solo Agrigento ma tutta l'Italia. Riteniamo poco produttivo commentare la vicenda in sé, continua l'Ordine dei Medici, ma occorrerà senza ombra di dubbio risolvere il problema alla radice per evitare il propagarsi di simili situazioni anche in altri ambiti specialistici della sanità. La facoltà di medicina delle università continuano a restare con un numero limitato di accessi alle specializzazioni. Ciò limita l'opzione di scelta, con l'idea infondata che in tal modo si innalzi la qualità degli specialisti. Ci siamo invece accorti nel tempo che l'unico risultato prodotto è la gravissima mancanza dei medici. Cercare le responsabilità, se mai ve ne fossero, per le dimissioni del dottore Vaccaro non è utile ad alcuno, semmai sarebbe appena il caso di rivedere la macchina organizzativa aziendale per apportare quei ritocchi utili al suo buon funzionamento, attuando più efficaci interventi al piano sanitario da parte del governo regionale. Attraverso un'altra nota stampa interviene anche il circolo del Partito Democratico attraverso la nuova segreteria. Le recenti irrevocabili dimissioni del direttore del pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento, oggetto di un'interrogazione da parte dell'onorevole Giovanna Iacono e di una nota stampa dell'onorevole Michele Catanzaro, sintetizzano il degrado raggiunto dall'assistenza sanitaria. Il circolo del PD di Agrigento è schierato in difesa della sanità pubblica, dei suoi lavoratori, e manifesta piena solidarietà al direttore dimissionario, dottore Vaccaro, e a tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri, al personale di supporto, costretti purtroppo a lavorare in condizioni di assoluta precarietà. La nota stampa conclude dicendo che in mancanza di adeguate e immediate risposte non si potrà che auspicare l'immediata rimozione del direttore sanitario, il commissariamento dell'azienda sanitaria provinciale. Il rispetto della salute dei cittadini e della dignità dei lavoratori sono un diritto irrinunciabile che va tutelato e difeso. Sbarco degli alleati in Sicilia, al comune di Agrigento, l'elica di un bombardiere. Ascoltiamo il generale Maurizio Ancelo Scardino, intervistato da Giovanna Neri.
generale anche Agrigento oggi vede la sua presenza qui per commemorare l'80° anniversario dello sbarco degli alleati in Sicilia. Quanto è importante fare memoria? Tanto è importantissimo questo tassello, direi una pietra miliare in quello che noi definiamo il culto della memoria. Ricordare quegli eventi luttuosi, ricordarli soprattutto ai giovani che saranno le future classi dirigenti, significa non dimenticare quegli eroi che hanno dato il bene più grande che avevano per fare sì che oggi noi potessimo vivere in questa società pacifica, prospera, sicura. Ecco, il nostro dovere, ed abbiamo veramente un dovere morale nei confronti di quegli uomini, è ricordarli, perché queste future generazioni, le future classi dirigenti, possano tramandare questi eventi e da quegli eventi trarre un monito, quelli di evitarli sempre e tendere sempre verso la pace, proteggerla, mantenerla per rimanere in una società che sia prospera, che sia sicura. Sindaco, il residuato bellico da oggi sarà in mostra qui nel Palazzo di Città, diventerà un luogo di culto e di memoria. Sì, anche come diceva poco fa il generale, questo è un altro esempio per mantenere viva la memoria. Un residuato bellico sì, però è un simbolo che serve proprio per ricordare quello che è successo tra il 41 e il 43 e qui nella nostra Agrigento. E poco fa lo storico ha raccontato proprio la battaglia di Agrigento. Voglio che tutto questo rimanga nella memoria, che deve essere sempre viva. I temi principali sono quelli della pace e della libertà. Il residuato bellico che è lì proprio serve per ricordare questo, il sacrificio che moltissimi uomini hanno fatto per la propria patria. Calogero Conigliaro, oggi la sua conferenza, il suo intervento sulla battaglia di Agrigento, quali sono gli episodi più rilevanti? Ma a parte lo sbarco a Licata, poi ci sarà la lunga battaglia durata dal 12 al 16 luglio del 43 lungo il fiume Naro, che finirà poi con la conquista di Agrigento e nel frattempo il tragico bombardamento del 12 luglio, quando ad Agrigento ci furono diverse centinaia di vittime. All'interno della Valle dei Templi lei ha tracciato un percorso che tocca proprio le testimonianze belliche. Nel 2012-2013 io ho curato un censimento delle strutture militari della Seconda Guerra Mondiale che poi ho consegnato al parco archeologico. Diciamo che sono diverse decine, sono in piena area archeologica e potrebbero rappresentare un momento di sviluppo turistico-culturale importante da aggiungere a quello che abbiamo già fatto in questi anni. Come avete sentito dai titoli, torna il Master di scrittura dal 27 agosto al 3 settembre ad Agrigento. Felice Cavallaro al microfono di Arturo Cantella. Approfitto per fare un lancio sulla prossima edizione di Strada degli Scrittori, già il programma è pronto, ecco, parliamone magari in maniera anche succinta. Il tema del 7° Master di scrittura che Strada degli Scrittori organizza con la Treccani è le parole della musica. Significa che quest'anno ci avviciniamo alla poesia, ai nuovi poeti. Per nuovi poeti consideriamo i cantautori, i musicisti, i parolieri di tante canzoni che non sono solo canzonette e che avvicinano tutti noi all'emozione dell'amore, come fa Claudio Baglioni, ai problemi di oggi, come fanno tanti rapper. E allora c'è uno spettro di indagine e di analisi abbastanza ampio che affronteremo con tanti cantautori, artisti, editorialisti, scrittori, tutti al Polo Culturale San Lorenzo di Agrigento dal 27 agosto al 3 settembre e poi la sera, un festival con tutti i cantanti e gli autori che interverranno ogni sera per rivitalizzare il centro storico di Agrigento. Aeroporto di Agrigento, intervento dell'Ordine degli Architetti. Vediamo di che si tratta. Sul futuro aeroporto di Agrigento interviene fortemente il presidente dell'Ordine Lamendola, che afferma come lanciamo un appello alle istituzioni competenti affinché presentino tempestivamente all'ENAC una proposta di integrazione del Piano Nazionale Aeroporti finalizzata a introdurre la programmazione dello scalo agrigentino
È all'esame del Ministero delle Infrastrutture il piano aeroporti proposto dall'ENAC con l'obiettivo di proiettare la versione civile al 2035. Il piano per la Sicilia, pur confermando aeroporti privi di un effetto bacino di utenza come quello di Birgi e di Comiso, non fa alcun cenno alla necessità di costruire un rapporto di Agrigento, afferma nella sua nota stampa il presidente dell'Ordine degli architetti di Agrigento Rino Lamendola. Gli architetti agrigentini lanciano pertanto l'allarme e invitano le istituzioni competenti a intervenire immediatamente al fine di chiedere all'ENAC con forza e determinazione una modifica del piano redatto dallo stesso ente nazionale per l'aviazione civile, supportando tale richiesta con uno studio di sostenibilità economica dell'importante infrastruttura in relazione al suo notevole bacino di utenza. L'aeroporto di Agrigento, continua Lamendola, sarebbe più che sostenibile anche senza considerare l'utenza di una buona parte della Sicilia centro-meridionale. Basterebbero i turisti che visitano la Valle dei Templi, che nel 2022 hanno raggiunto quota 810.000, che sarebbe più che triplicata da un aeroporto raggiungibile in poche decine di minuti. Lanciamo pertanto un appello, afferma il Presidente dell'Ordine, alle istituzioni competenti affinché presentino un piano nazionale aeroporti finalizzata a introdurre la programmazione dello scalo agrigentino e comunicano al presidente dell'ENAC, avvocato Di Palma. Per rendere concreta tale proposta è indispensabile e indifferibile la presentazione all'ENAC di uno studio aggiornato sulla sostenibilità economica. L'Ordine degli Architetti, in collaborazione con la rete delle professioni tecniche, è pronto a offrire il proprio contributo alla raccolta dei dati necessari per la tempestiva redazione del suddetto studio di sostenibilità economica. Senza di ciò l'aeroporto sarà sempre più lontano dai cittadini della provincia di Agrigento, che rischiano ancora una volta di essere beffati. A Castrofilippo il tifo per l'Inter si vede e si sente. In pieno centro una manifestazione con i club vicini. Vediamo. L'amore per i colori nerazzurri si tocca con mano a Castrofilippo e si legge sul volto anche dei tanti giovani che indossano la maglia e sventolano le bandiere in Corso Umberto, chiuso al traffico per l'occasione. Ai castrofilippesi si sono uniti i rappresentanti dei club interisti di Agrigento, Favara, Canicattì, Serra di Falco e Ravanusa. La manifestazione è stata organizzata a 2 passi dal balcone, dal quale nel 2010 salutarono la folla dei tifosi Luisito Suarez e Spillo Altobelli. Era quella la casa di Angelo Arnone. Il calcio è fatto di persone serie. Oggi vediamo qualcuno che per qualche milione di euro cambia colore quando baciava la nostra maglia e invece ha dimostrato quello che è. I tempi di Mazzola, i tempi di Rivera, i tempi di Gigi Riva non ci sono. Però vi posso dire che tramite Calogero Barba, e ripeto, lo ringrazio, questa sera siamo orgogliosi di vedere Liuzzi di Canicattì con i suoi amici, di vedere Favara con i suoi amici, di vedere Ravanusa, di vedere Agrigento e di vedere tanti giovani che oggi festeggiamo la grande gioia dell'Inter. E vi posso dire soltanto che in questi giorni il mio cuore si è spezzato quando ho sentito la notizia della morte di Luisito Suarez. Il 5 ottobre del 2010, tramite l'amicizia di Giacomo Gioacchino Petralito, abbiamo portato a Castrofilippo i 2 campioni, uno del pallone d'oro e Alessandro Attobelli. E quando passo di qua, 13 anni fa abitavo in quel balcone il primo piano, tutte le volte che passo di qua penso a quei campioni che si sono affacciati da quel balcone. Angelo Arnone è legato da una grande amicizia con il procuratore sportivo Gioacchino Petralito, il quale qualche promessa di portare altri campioni in paese pare l'abbia fatta proprio ad Arnone. Protagonista assoluta della serata, la nipote di Angelo Arnone, la piccola Mia, tifosissima, che sul palco si è proprio scatenata cantando l'inno dell'Inter.
Ad organizzare l'evento Calogero Barba. Allora, l'idea è nata verso la metà di maggio, ma è doveroso fare un passettino indietro. Il 5 di marzo Mia debutta per la prima volta in TV a The Voice Kids e alla domanda di Clementino per quale squadra tifi, Mia aveva detto che faceva come hobby calcio, Mia risponde: io per l'Inter, come se fosse automatico, ovvio, tifare per la Beniamata. Poi cosa è successo? Durante la metà di maggio ascolto l'inno ufficiale dell'Inter e mi accorgo che c'è una voce femminile. Quindi penso subito a questa meravigliosa bambina e dico: perché non unire le cose? Mia interista, nell'inno ufficiale dell'Inter c'è una voce femminile, uniamo le due cose. E quindi parlo con i genitori, che sono da generazioni interisti, il papà, il nonno materno, sposano il progetto insieme a me e nasce questa bellissima serata. Abbiamo sentito che Petralito porterà un campione, oltre a quelli che ha portato come Suarez. Petralito nel 2010, proprio qua vicino, in quel balcone là, ha portato Luisito Suarez che ci ha lasciati qualche settimana fa e Spillo Altobelli. Ci ha promesso nei prossimi mesi di portare un altro super campione del passato e noi lo abbracceremo con il nostro calore che ci contraddistingue. Inutile parlare di Lukaku, anche perché la fede non esiste più. Io di Lukaku non voglio dire nulla, un calciatore che fino a 2 settimane fa rinuncia un contratto faraonico in Arabia Saudita dicendo voglio solo l'Inter e poi non si fa sentire per una settimana, sotto sotto fa la trattativa con la Juve. E solo 2 mesi fa, un paio di mesi fa, è stato insultato, ha litigato con i giocatori della Juve, con la curva della Juve. Mi sembra talmente assurdo. Pensavo di aver visto tutto, ma mi sbagliavo. Il 9 marzo 1908 erano poco più di 40. Oggi siamo milioni. Sempre! E solo! Forza! Bilancio della Regione. Terminata la ricognizione dei fondi si passa al bilancio consuntivo 2022. Arturo Cantella. Buone notizie per il bilancio della Regione, completato il riaccertamento dei residui extraregionali. Il presidente Schifani e l'assessore Falcone: Regione credibile perché onora gli impegni. La Giunta regionale ha approvato il riaccertamento degli ultimi residui passivi di bilancio ancora pendenti, una somma complessiva di oltre 1,5 miliardi di euro. Si tratta di spese derivanti da fondi di finanziamento extraregionali inerenti il 2021, impegni verso imprese, fornitori di beni e servizi
che finalmente potranno essere saldati dalla Regione. La nostra azione di riordino del quadro economico-finanziario della Regione, affermato il Presidente Schifani, segna oggi un altro passo importante verso l'obiettivo di garantire sempre più certezze alle imprese, agli operatori economici della Sicilia. Stiamo lavorando per contenere i disagi per coloro che attendono i pagamenti della pubblica amministrazione e i fatti ci danno ragione. Manteniamo così un impegno d'onore verso chi si rapporta con le istituzioni per rafforzarne la credibilità e la fiducia dei cittadini. Completiamo il riaccertamento dei residui extraregionali, aggiunge l'assessore all'economia Marco Falcone, in anticipo di ben 5 mesi rispetto allo scorso anno, sbloccando centinaia di voci di spesa, opere pubbliche finanziate, attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione, le risorse FES o il Patto per il Sud. Si tratta di una inversione di tendenza nell'ambito dell'efficienza contabile della Regione che il governo Schifani intende mantenere anche per il futuro. Adesso ci concentreremo, conclude l'assessore al ramo Falcone, sul bilancio consuntivo del 2022 col supporto degli uffici di ragioneria a cui va il nostro apprezzamento. A Siculiana un ricco cartellone estivo, tema centrale l'amore. Il filo conduttore di questa edizione è sicuramente la bellezza e il piacere di stare insieme. È un programma che consente, diciamo, dall'arte al teatro, alla cultura in generale, alla musica, alle persone di diverse fasce d'età di poter vivere e partecipare un'estate mediterranea davvero con un cartellone ricchissimo, all'interno del quale naturalmente ci sono le nostre iniziative legate alla città degli sposi. Siculiana quest'anno lancia Contest Basami, che ha l'obiettivo naturalmente di promuovere l'amore. Un bacio rappresenta moltissimo e aiuta le persone sicuramente a stare meglio. Un bacio appassionato può essere un bacio tra padre e figli, può essere un bacio tra fratelli, perché comunque è un'espressione davvero straordinaria che noi vogliamo promuovere all'interno degli scorci e delle vie di questo paese. Da questo contest tireremo fuori, attraverso una giuria di qualità, le 12 foto che arriveranno più significative, più belle, più rappresentative, per realizzare poi il calendario della città degli sposi 2024. Per cui invito tutti a venire a Siculiana, a scegliere uno scorcio, che sia Siculiana Marina, che sia Torre Salsa, che sia il centro storico, dove veramente sentire il bisogno, la necessità, il piacere di baciarsi, e inviatelo attraverso sia WhatsApp o Instagram. Per cui vi aspetto a Siculiana e basatevi tutti. Sono delle opere che abbiamo commissionato come amministrazione all'artista locale Giuseppe Sinaguglia, e quindi verranno installate tutti i quadri all'ingresso del comune di Siculiana e daranno il benvenuto per quest'estate a tutti i turisti che arriveranno. L'amministrazione comunale anche in questa nuova edizione di Estate Mediterranea 2023 ha voluto elaborare un programma ricco di eventi che intrecciano arte, cultura, libri, moda, spettacolo, cabaret, musica. Ricordo la rievocazione del matrimonio anni 50, il corteo storico, e poi i punti di forza sono la sfilata di moda con Siculiana Fashion Show e soprattutto l'appuntamento del 1° agosto con Sasa Salvaggio, il cabarettista molto famoso, nel concerto di Giovanni Caccamo. Estate Mediterranea 2023, un programma ricco di eventi, un programma completo, non tralascia nulla, dal teatro alla moda, al cabaret, al varietà, all'arte, alla cultura, alla musica. Per la realizzazione, la progettazione di questo programma dietro c'è stato un lavoro che ha coinvolto tutte le associazioni presenti nel nostro territorio siculianese. Infatti è molto importante la sinergia tra tutte le associazioni quali l'Axi, la Misericordia, l'associazione Alte, Arché, Caos, Luci nel Borgo, Mete, e la collaborazione tra queste associazioni è stata proprio proficua, con un unico scopo, proprio quello di promuovere lo sviluppo di tutti i settori presenti nel nostro territorio, nella nostra bella città degli sposi e del Borgo Marinaro. Caos viabilità estiva in provincia di Messina. Vediamo. Rodie e San Sabato, i villaggi della riviera tirrenica della città di Messina che d'estate fanno i conti con problemi di viabilità che significano anche problemi di sicurezza.
Sì, soprattutto problemi di pubblica sicurezza, perché in particolar modo nel weekend la sosta selvaggia, il parcheggio selvaggio e non regolamentato fa sì che molte persone vengano sequestrate nelle proprie case, nelle proprie abitazioni o nei propri garage, nei propri posti auto. È comunque un grande pericolo, perché nel caso in cui ci fosse una calamità naturale non ci sarebbero vie di fuga. Inoltre anche un malore in spiaggia che permetterebbe alla persona di essere salvata dall'arrivo repentino dei mezzi di soccorso potrebbe venire meno, e quando si rischia la vita sappiamo bene che il problema diventa gigantesco. Insomma, il Comune dovrebbe e potrebbe intervenire per introdurre intanto delle regole, dovremmo partire da questo. Esattamente, intanto il Comune dovrebbe provvedere a regolamentare i parcheggi con degli stalli, in maniera tale che un parcheggio selvaggio o una sosta irregolare potesse essere multata o comunque sanzionata. Ed in ogni caso la proposta che vorrei fare io è quella, quantomeno nelle giornate di weekend, di mettere un divieto di sosta dalle 8 alle 20 per chi non è residente, non ha un contratto regolare di affitto, non è proprietario di casa, nei villaggi di Rodia, San Sabba e Ortoliuzzo. Per il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, il consorzio autostrade va rilanciato. Siamo qui per dare una mano al Consorzio Autostrade Siciliane a rilanciarsi sia sul terreno dell'efficienza che sul piano della legalità e della trasparenza. Abbiamo posto una serie di valutazioni che riguardano la capacità di dotarsi di un nuovo apparato amministrativo per rompere incrostazioni che condizionano pesantemente il presente. Lo ha detto il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, intervenendo a Messina nella sede del CAS, dove si sono svolte le audizioni con i vertici del Consorzio e con l'assessore regionale per le infrastrutture Aricò. Dobbiamo prendere atto, ha proseguito Cracolici, che il CAS è una delle società strategiche della regione. Parliamo di oltre 1 miliardo di investimenti previsti per i prossimi anni nella rete di infrastrutture di questa terra, per cui dotarsi di una struttura in grado di garantire trasparenza ed efficienza è la sfida alla quale non possiamo sottrarci. Siamo qui per manifestare l'attenzione e l'esercizio di una vigilanza permanente nei confronti di questa società, ha aggiunto il presidente Cracolici. Per la prima volta la Commissione è nella sede di un'azienda partecipata. Vogliamo dare sostegno agli amministratori che devono perseguire obiettivi di trasparenza e costruire le condizioni di una collaborazione, ma con il massimo rigore, perché le procedure di gara devono essere vere e non sistemi surrettizi da affidare a qualche amico per agire nell'interesse di tutti i cittadini onesti. Beh, noi oggi siamo venuti per dare una mano al Consorzio Autostrade Siciliano a rilanciarsi sia sul terreno dell'efficienza sia sul terreno della legalità e della trasparenza. Abbiamo sottoposto una serie di valutazioni sull'organizzazione interna, sulla capacità di dotarsi di un apparato amministrativo nuovo, anche per rompere incrostazioni che in qualche modo pesantemente condizionano il presente. Abbiamo posto anche un tema che riguarda l'amministrazione regionale su come si doti di un'organizzazione interna in grado di esercitare la vigilanza che la legge gli assegna e che, devo dire, ha presentato buchi non secondari nel sistema del rapporto tra diciamo, il proprietario del CAS, cioè la regione, e il soggetto che è attuatore, che in qualche modo in molti casi non si sono parlati, con una serie di conseguenze anche di tipo giudiziario. Io credo che bisogna prendere atto che il CAS è una delle società strategiche di questa regione. Si parla di oltre 1 miliardo di investimenti nei prossimi anni nella rete infrastrutturale di questa terra, e allora darsi e dotarsi di una struttura in grado di garantire trasparenza ed efficienza è la sfida, diciamo, la principale sfida in cui nessuno può sottrarsi. E adesso vediamo ascoltiamo i consigli del Ministero della Salute per affrontare il grande caldo, consigli affidati a Carlo Conti. Scusatemi se vi disturbo, ma vi voglio consigliare di proteggerci dal caldo, perché nei prossimi giorni è attesa un'ondata di calore. E allora, per proteggere i bambini, gli anziani e le persone fragili, è opportuno che ciascuno di noi adotti e faccia adottare alcuni semplici comportamenti che ci aiuteranno a proteggerci e a proteggere anche gli altri dagli effetti negativi del caldo. Per questo il Ministero della Salute ha stilato un semplice decalogo con dei consigli. Sono 10 semplici regole per un'estate in sicurezza.
Primo, evitiamo di uscire nelle ore più calde, proteggiamo soprattutto i bambini, gli anziani e le persone fragili. E poi ancora proteggiamoci in casa e sui luoghi di lavoro, rinfrescando gli ambienti e rinnovando l'aria costantemente. Beviamo almeno 1,5 litri di acqua al giorno e mangiamo frutta fresca, tanta frutta fresca. Evitiamo bevande con zuccheri, caffè e alcolici e seguiamo un'alimentazione corretta, evitando soprattutto cibi grassi e con troppo sale. E poi vestiamoci con indumenti possibilmente chiari. Mettiamoci dei cappelli leggeri per proteggere la testa dal sole e protezioni solari prima di esporci al sole, mi raccomando. Proteggiamoci dal caldo in viaggio e pratichiamo l'esercizio fisico. Se facciamo ginnastica, attività fisica, facciamola nelle ore più fresche della giornata. E mi raccomando, offriamo assistenza alle persone a maggiore rischio, come anziani che vivono da soli, persone fragili e in difficoltà, e segnaliamo ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di intervento. E poi ricordiamoci sempre di proteggere anche i nostri amici animali, gli animali domestici. Diamogli da bere molta acqua anche quando siamo in viaggio, ricordiamoci di loro. E poi parliamo con il nostro medico se soffriamo di malattie croniche o stiamo seguendo una cura particolare. Insomma, proteggiti dal caldo seguendo i consigli del Ministero della Salute e consulta i bollettini sulle ondate di calore sulla tua zona disponibili sul sito del Ministero della Salute. Buona estate! Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. A tra poco. Nuovo spot sulla sicurezza stradale. Non sono mai troppi i consigli. Mettiamo la cintura, baby, oh baby, stiamo ballando sulla luna e non so, spero ci porti un po' fortuna. La distrazione alla guida è una delle cause principali degli incidenti stradali. Per arrivare a destinazione, ricordati sempre, quando guidi, guida e basta. Il retroscena c'è ed è assai corposo. Parliamo dei lavori di costruzione del porto turistico di Castellammare del Golfo inaugurato in pompa magna nel febbraio del 2022 alla presenza del governo regionale quasi al completo. Adesso però si scopre che l'impresa tanto elogiata per quei lavori avrebbe condotto una maxi frode. Il provvedimento a firma del GIP del Tribunale di Trapani, il giudice Samuele Corso, ed eseguito pochi giorni addietro dai Carabinieri di Trapani contro la SPA European Construction Company, è un sequestro preventivo per equivalente e serve a bloccare somme e beni il cui valore corrisponde alla presunta frode, ossia di ben 2 milioni di euro, che sarebbe stata fatta nel corso dei lavori per la costruzione del nuovo porto di Castellammare, parte offesa l'assessorato regionale alle infrastrutture che ha elargito il finanziamento per l'esecuzione dell'appalto. L'indagine ha visto iscritti nel registro degli indagati 6 persone: Giuseppe Pirri, 42 anni, ingegnere, presidente del CDA dell'impresa; Carmelo Misseri, 67 anni, socio di maggioranza della ditta CCS SPA; Renato Contino, 77 anni, tecnico incaricato per l'analisi delle opere in calcestruzzo; Paolo Carpinteri, 68 anni, e Marcello Giummo, 43 anni, tecnici dell'impresa European Construction; Maurizio Scozzari, 53 anni, responsabile all'epoca dei fatti dell'ufficio locale marittimo della Guardia Costiera di Castellammare, tutti indagati per corruzione, istigazione alla corruzione, frode nelle pubbliche forniture. L'inchiesta è un troncone dell'indagine antimafia denominata Cutrara ed ha fotografato circostanze risalenti al 2019. I carabinieri, intercettando le attività del capomafia locale Francesco Domingo, si sono imbattuti in questa vicenda di malaffare e mala amministrazione, lavori pubblici oggetto di trattative anche per aumentare i guadagni dell'impresa esecutrice. L'ipotesi della frode in pubbliche forniture, oltre che emergere dalle intercettazioni, è stata confermata
da 2 consulenti tecnici nominati dalla procura. La frode ha riguardato la parte dei lavori relativa alla eliminazione del materiale roccioso posto sul fondale. Sulle carte venne certificata una particolare natura delle rocce sul fondale, rocce pesanti e difficili da togliere, se non facendo ricorso a interventi tecnici particolari e quindi costosi. Nella realtà di rocce così dure sui fondali non ce n'erano. I tecnici del cantiere annotarono che le pietre sul fondo portuale avevano una resistenza e durezza maggiore della realtà. Ma il raggiro è finito, tutto intercettato. I carabinieri infatti ascoltarono 2 tecnici dell'impresa, Renato Contino e Paolo Carpinteri. Quest'ultimo factotum dell'impresa è indicato come il regista della frode a parlare della problematica. Il primo informava il secondo che era tutto materiale friabile. Per aggirare quello che sulla carta era diventato un ostacolo per ottenere maggiore denaro, addirittura i 2 vennero sentiti ipotizzare di prendere altrove massi per fare massa volumica, così dicevano. Nelle intercettazioni è finita la conversazione tra Carpinteri e un trasportatore locale di pietre, tale Antonino Laporta, così si apprende dalle cronache. In altra conversazione tra Carpinteri e l'imprenditore Misseri si confermava che più le pietre risultavano dure, maggiore era la possibilità di ottenere di più attraverso la liquidazione del SAL, Stato Avanzamento Lavori. La ricostruzione fatta dal GIP coinvolge però altri soggetti. Emergerebbe uno scenario dove tecnici pubblici incaricati dei controlli non avrebbero svolto in maniera compiuta i propri doveri. Tra gli atti che provano l'inesistenza di fondali rocciosi, i carabinieri hanno acquisito documentazione presso il comune di Castellammare a proposito di saggi tecnici condotti tra il 2004 e il 2005. In questi atti si evidenzia che i fondali risultavano essere sabbiosi, altro che rocce pesanti. In questo modo i prezzi sono passati da 11,79 euro a 77,50 euro al metro cubo, per un guadagno illecito superiore al 1.700.000 euro. Siamo allo sport calcio. Carmelo Lentini ci parla di Acragas e della premiazione delle società agrigentine. Takayuki Morimoto arriva, lo afferma il DG Graziano Strano, che ha confermato che ci sono state delle problematiche. Abbiamo lavorato in sinergia con le autorità competenti e abbiamo risolto tutte le problematiche. L'iter burocratico per il tesseramento è agli step finali. Quindi ci sono rassicurazioni dello stesso direttore generale dell'Acragas che tranquillizza l'ambiente biancazzurro. Intanto nei primi giorni del lancio della campagna abbonamenti si sta registrando un buon riscontro da parte di tutti i tifosi che hanno superato le prime 160 adesioni. Tra meno di una settimana, ricordiamo, il prossimo lunedì 24 luglio suonerà invece l'adunata di tutti i calciatori tesserati per l'inizio della preparazione. E cambiamo argomento, sempre parlando di calcio. Martedì 25 luglio, nel foyer del Teatro Pirantello di Agrigento, la FIGC premierà tutte le società agrigentine che hanno vinto i campionati e tornei provinciali. Ci sarà la presenza del presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, del presidente onorario Santino Lopresti, del coordinatore regionale del settore scolastico Stefano Valenti, del presidente provinciale Angelo Caramanno e di tutti i componenti della delegazione di Agrigento. Ciao ragazzi, sono Gianluca Litteri e volevo dirvi che non vedo l'ora di iniziare questa splendida avventura. Ci vediamo allo stadio e forza ragazzi. E con il calcio si conclude il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.